Il primo è Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle, una campagna elettorale che a livello nazionale è calda nelle ultime ore, ma a livello veneto com'è andata, Berti? Ma è stata estremamente dinamica, è stata molto determinata, è la nostra prima vera grande campagna elettorale. Abbiamo già corso nel 2010, però questa volta l'abbiamo fatto con la consapevolezza dei nostri mezzi, con la consapevolezza di non essere più la forza di protesta di cui qualcuno ci marchiava, ma siamo una forza di proposta, una proposta concreta che è arrivata sul territorio, dove abbiamo portato delle risoluzioni effettive. Penso al microcredito che è partito ieri proprio, quindi la grande dimostrazione che i soldi ci sono e li stiamo ridando indietro agli imprenditori, cosa che faremo anche qua in Veneto appena saremo in regione. Non viene Beppe Grillo a sostenerla all'ultimo momento? Ma non si tratta di sostegno, il nostro sostegno arriva dai cittadini, da chi ha voglia veramente di mettersi in gioco per cambiare questo Veneto. Un minuto a testa per le risposte. Dicevamo Veneto, un bilancio della regione come in tutte le regioni va in gran parte nel settore sanità, e sulle prospettive, su com'è la sanità in Veneto, su come rimettere mano a questo settore ci sono state polemiche. Jacopo Berti. Sì, noi pensiamo prima di tutto che vadano sbloccate tutte quelle che sono la parte di assunzioni, penso al riconoscimento del lavoro degli infermieri, quindi le specializzazioni, penso tutte quelle indennità di servizio di chi in questo momento rende grande e soprattutto dà modo alla sanità di poter esistere. Una sanità che a nostro modo di vedere non ci piace questo modello fatto di macro ospedali che abbiamo visto col project financing, hanno portato dei dissesti finanziari molto importanti. Noi vogliamo una sanità che sia vicina al cittadino. Ci piace l'idea di un ospedale di comunità che per adesso è solamente lettera morta, ma cosa significa? Significa portare piccole unità sanitarie vicino ai cittadini. Penso a quei 200.000 non autosufficienti che ci sono in Veneto, una quota di anziani che continua a salire e che ha bisogno di avere un servizio vicino a casa, di prossimità, e non di fare 30-40 km per magari dover fare una semplice flebo e quindi doversi spostare e mettere in discussione un'intera giornata e magari anche a repentaglio la giornata di un'intera famiglia. Veneto, realtà del lavoro, dell'economia che è stata sempre vista come locomotiva, così si chiamava, del nord-est. La crisi però pesa, sta pesando anche in questa realtà. Come intervenire? Jacopo Berti. Ma allora ci sono diverse ricette, una che guarda sicuramente all'occupazione giovanile, noi l'abbiamo chiamata Veneto Valley. Cosa vuol dire? Spostare i soldi dalla politica e andare a darli ai giovani, ovvero un investimento importante per la banda larga, quindi una infrastruttura che serve per il futuro, dare la possibilità ai ragazzi di lavorare in spazi gratuiti, e sono questi spazi di coworking, e poi quei 25.000 euro per ogni imprenditore, per ogni ragazzo che voglia iniziare una nuova attività. E penso a dove andare a recuperarli dall'abolizione di quei vitalizi, quei 65 milioni di euro in 5 anni, per andare a portarli per l'appunto nelle imprese, 2.600 nuove imprese che potranno partire nei prossimi 5 anni. E poi importantissimo gli investimenti per il recupero energetico, penso a quell'eco bonus che stiamo riuscendo a ottenere in Senato, che può portare, stando ai dati Enel, 40.000 nuovi posti di lavoro. Penso agli artigiani, penso a tutti i piccoli lavoratori, quelle aziende sotto i 10 dipendenti che sono il 95% del tessuto imprenditoriale veneto, che potranno ripartire con grandissimo slancio. Qualcuno ne accennava, la realtà del Veneto ha necessità anche di grandi opere, ma su questo si aprono sempre polemiche e contraddizioni. Jacopo Berti. Noi siamo contrari alle grandi opere inutili che purtroppo abbiamo visto avere in Veneto. Io penso a una TAV che noi non vogliamo, vogliamo che quei 5 miliardi di euro vengano destinati prima di tutto a quella metropolitana di superficie che il Veneto aspetta da decenni ormai. Abbiamo bisogno di un trasporto capillare. Dopodiché abbiamo bisogno della banda larga. La banda larga è la vera grande infrastruttura del futuro. Il TAV è un progetto del 1991, la banda larga invece è un progetto che guarda al 2020 al 2030. Dobbiamo rendere competitivo tutto il Veneto, che è un tessuto policentrico. Quindi quella è la nostra direzione. Io penso al 50% dei veneti che sono pendolari, si devono muovere facilmente nel territorio. Penso inoltre a delle infrastrutture purtroppo pesantissime che stanno devastando il territorio. Penso alla Pedemontana Veneta, che sta creando distruzione per tutta quella zona, una completamente sovrastimata. Addirittura la Corte dei Conti parla di effetti negativi e sovrastimati di quello che è il conteggio che è stato fatto. Noi ci opponiamo a questo e vogliamo delle opere sì, ma che siano utili per il territorio e soprattutto che non siano alveo e mangiatoie per corruzione.
Uno dei temi è anche quello della sicurezza, che si mescola anche poi forse in maniera forzata con quello dell'immigrazione. Che dice Jacopo Berti? È un tema che va affrontato con grande concretezza. Sicuramente la quota di immigrati è molto importante in Veneto a fronte di altre regioni che hanno delle quote molto minori, penso al 10,5-7 circa per cento del Veneto, e altre regioni che hanno il 2-3%. Questo è una prima causa di tensione sociale, una tensione sociale che deve essere tagliata assolutamente alzando la società dal basso. La nostra idea, la nostra proposta del reddito di cittadinanza va anche in questa direzione, per tagliare quelle che sono le tensioni sociali e che quindi creano purtroppo questi problemi di estremizzazione del problema. Quei 780 euro per ogni persona che oggi vive in Veneto, una quota minima, quindi penso ai veneti che oggi non ce la fanno, quelle 120.000 famiglie oggi in difficoltà. Dall'altra parte, per la sicurezza bisogna pensare che è un problema di legalità diffusa che oggi manca in Veneto. Va riportato questo tema al centro con una lotta concreta verso quelli che sono la microcriminalità, ma anche verso i grandi reati. Quindi penso ai reati di corruzione, che purtroppo è il reato numero 1 in Veneto. Per questo noi lanceremo un'agenzia veneta anticorruzione. Siamo ormai in chiusura di questa trasmissione, giusto 2 minuti vi presento, se volete lanciare uno slogan finale. Jacopo Berti, 5 Stelle. Io voglio dire che è fondamentale il 31 di maggio andare a votare perché siamo noi per primi che facciamo e cambiamo la politica e le istituzioni, quindi solamente tirandoci sulle maniche e dando quel forte segnale potremo dare la svolta necessaria alla Regione.